restauro della Marino non finisce di stupire. Pochi sanno che la Marino, oltre alle parti visibili, presenta delle strutture nascoste. La sua forma, detta bateau, cioè a battello, ha richiesto, come vedremo, una conoscenza nel campo del legno molto particolare. Per il restauro di questa vettura Marino del 1926 ci siamo rivolti a un esperto restauratore di carrozze, perché le prime automobili, almeno fino al 1930 circa, avevano molta similitudine con la carrozza. Le strutture erano in legno, per cui ci vuole una manualità speciale. Come diceva il dottor Balestra, abbiamo restaurato quest'auto praticamente che presenta tutta l'ossatura, la parte dietro mancante, perché l'avevano trasformata a suo tempo, e abbiamo ripristinato tutto quello che era il legno e l'ossatura dietro per riportarla alle origini. La parte dietro, da qui indietro vediamo, è stata ricostruita con del legno in frassino e quindi abbiamo ricostruito le forme originali riferendoci anche a delle fotografie che il dottor Balestra ha ritrovato nel tempo. Poi è stata rivestita con le lamiere da un fabbro. Nel corso del restauro è sorto qualche problema dovuto alla difficile sgomatura del legno. Fondamentale per questa parte del restauro è stata ancora una volta l'esperienza di Franco Chiminello, esperto conoscitore delle antiche tecniche di lavoro. Mancando dei riferimenti ben precisi, una delle difficoltà è quella di aver trovato la curvatura perfetta, tenendo presente le due pendenze da questo lato e da questo. Una particolarità interessante di questo lavoro è che non si adoperano gli stellari come si adopera al giorno d'oggi, ma bensì tutto in legno massiccio viene fatto. Sì. L'unico sistema per raggiungere questa curvatura è di farlo a caldo, lasciando il legno in forma per qualche settimana, dopodiché, una volta presa la forma, si riesce a lavorarlo. E per finire una curiosità, la Marino era diventata l'auto da battere, tant'è che un avversario pensò bene di sabotare le due vetture del Gran Premio di Monza nel 1926, introducendo furtivamente prima della gara dello zucchero nel serbatoio. L'auto fu costretta a fermarsi e i fratelli Marino decisero a malincuore, ma con determinazione, di chiudere quel mondo delle corse.